L'attuale stato dell'arte dell'Akragas Calcio e le prospettive della società e della squadra biancazzurra. Conferenza e intervista al presidente Giuseppe Deni. Io mi dedicherò all'Akragas come se fosse un lavoro per me a tempo pieno, perché voglio attenzionare l'Akragas e questa società per permettere nei prossimi anni di disputare campionati professionistici. Credo che prima della fine della prossima settimana già avremo le idee chiare, almeno su quello che è lo staff tecnico. Io sono un sognatore, ho sempre fatto dei sogni nella mia vita e voglio ancora oggi sognare. Io credo che la collocazione naturale dell'Akragas sia la Serie B, però non voglio essere, diciamo così, fare sogni pindarici. Se io riuscirò a coinvolgere l'imprenditoria della provincia di Agrigento, almeno quella dove oggi è assente il calcio, io credo che noi potremmo fare un progetto che guardi a prospettive importanti. Io lascio Limolese perché cederò le quote al mio direttore sportivo, che è anche un importante, non è una persona così che io ho scelto, ma oltre ad essere una persona per bene e seria, anche un grosso competente di calcio, perché è stato un procuratore di grandi calciatori. La lascio in buone mani e mi auguro che lui possa riportare Limolese nei ruoli che ha avuto negli anni passati. Mister Terranova rimarrà all'Akragas? Diciamo, bisogna vedere i progetti che ha all'Akragas e che ha lui. Se questi progetti si intersecano, Terranova è graditissimo all'Akragas, perché, ripeto, per me è l'allenatore ideale, non solo come tecnico ma anche come uomo. L'avvocato Rosato rimane socio, ci starà vicino, si è voluto un attimino dire: Peppe, io sono impegnato con alcune cose di natura professionale e voglio sistemare un poco di cose della mia vita professionale, però sono sempre vicino a voi e io penso che a breve l'avvocato ritornerà in piena forza, diciamo, nell'ambito dell'Akragas. E perché i giocatori che rappresentano lo zocco duro dell'Akragas della scorsa stagione, si può capire chi potrebbero rimanere? Ma per me potrebbero rimanere tutti, perché tutti sono stati bravi, perché sono giocatori di alto profilo. Insieme con lo staff tecnico che ci sarà, poi valuteremo se questi profili rientrano nell'idea di calcio che vuole sviluppare l'allenatore o meno. Ecco, tutto dipende dall'allenatore, dalla tipologia di gioco. Tenete presente che noi faremo una categoria superiore con dinamiche diverse. Noi speriamo che l'amministrazione comunale, ma non tanto l'amministrazione comunale, mi riferirei io al sindaco di questa città, guardi le immagini di 5.500 persone, guardi le immagini dei bambini che piangevano per la vittoria dell'Akragas e si renda conto che noi, oltre a fare divertire calcisticamente una città, svolgiamo un ruolo altamente sociale e lo faccia interessare alle piccole problematiche che ci sono allo stadio e ad altre piccole cose. Lui rappresenta la città, è il mio sindaco, per cui tutto il rispetto del mondo, però a questo punto, oltre alle parole, facciamo i fatti. Un'ultima domanda, Presidente: c'è un nuovo inno dell'Akragas, sì, realizzato dal grande artista Tom Sinatra. Sì. Tom Sinatra è non solo un grande artista, ma è anche un grande uomo, e la mia decisione è dipesa pure dalla sua telefonata, e quale mi ha detto: Presidente, tu non puoi andare via dall'Akragas dopo che io ho fatto l'inno dell'Akragas. Ed è stata una di quelle ragioni che mi hanno fatto riflettere a rimanere in Akragas. La promessa a San Calogero gli ho fatto: se vinciamo giuro che mi sposerò. San Calò lo giuro solo ad un paio.